prima puntata di eventi e feste del Basso Veronese. Questa rubrica, nata 2 anni fa sul blog Sanguinetto Channel e documentata sulle pagine Facebook Aria TV e La Pianura Cultura, diventa oggi programma TV in via sperimentale e andrà in onda 2 volte al mese su Fashion One Live TV. Qui parleremo sempre degli eventi, le feste, le manifestazioni culturali che si svolgeranno nel territorio del Basso Veronese e vi mostreremo anche alcuni video. E parlando di filmati, partiamo ora con il primo. Di Aria TV, ci troviamo stasera nel chiostro dell'ex convento dei frati di Sanguinetto per assistere alla presentazione del libro Strada Facendo, scritto dalla scrittrice Agata Di Nuccio in collaborazione con Giovanni Miozzi, sindaco di Isola della Scala e presidente della provincia. Andiamo ora a sentire nell'aula civica cosa... Guarda, l'ambiente, la cultura e la politica non sono nemici, ma possono diventare un'opportunità. Io vi elenco delle cose brevemente. Un progetto multisettoriale potrebbe nascere proprio qui nella provincia al fine di rilanciare vecchi mestieri con l'aiuto. E tu guardi le persone più grandi di te e dici ma chissà come aveva fatto arrivare qua, come aveva fatto arrivare là e dici ci riuscirò io un giorno a fare quello che ha fatto questo. Io per esempio nel libro non c'è, però a volte i sogni si realizzano. A me è successa una cosa fantastica, come tutti i bambini, soprattutto io ho 49 anni, abbastanza spesso le partite. Come è stato accolto questo libro tra i suoi compaesani? Ma penso bene, anzi c'è stata la serata di presentazione estremamente numerosa e dunque è stato anche apprezzato dai primi commenti che ho sentito. Di questo sono felice, ma sono felice soprattutto perché i fondi di questo libro una parte andranno a sostegno a quelle persone in difficoltà e dunque questo a me piace ricordarlo e dirlo, insomma, perché si acquista, ma buona parte dei soldi vanno in aiuto alle persone più in difficoltà e meno fortunate. Com'è stato rivedersi, insomma, il suo percorso di vita, rivedersi tra le righe di questo libro? Mettersi anche un po' in discussione, un po' ricordarsi dei tempi passati, ma ricordarsi con gioia, serenità, anche perché insomma è bello, è stato per me bello, è stata una grande soddisfazione anche insomma ricordare i tempi con gli amici, i momenti in cui c'era un po' più di leggerezza, c'era meno pensieri, c'era meno difficoltà, insomma è stato bello, mi è piaciuto. Qualche progetto per il futuro, qualche speranza, insomma? Beh, altri libri non lo so. Io ho voluto scrivere questo libro anche perché deve essere un messaggio di sostegno, di speranza per quei giovani che in questo momento sono un po' più in difficoltà. Io da un ragazzo nato da una normalissima famiglia, di una persona normale come me, che faceva un lavoro normalissimo, insomma sono riuscito a raggiungere qualche obiettivo importante. Questo vuole essere il messaggio per tutti quei ragazzi che al giorno d'oggi magari sono in difficoltà e voglio dire loro che con un po' di fortuna, determinazione e con dell'impegno si possono raggiungere risultati importanti. Cosa pensa lei della situazione politica attuale? Beh, la situazione è un po' ingarbugliata, usiamo questo termine, c'è poca chiarezza purtroppo sia da una parte che dall'altra. Io spero che quanto prima si riesca a chiarire un po' la situazione un po' politica che c'è, però penso che l'aspetto più importante sia che chiunque ministro il giorno d'oggi cerchi di aiutare economicamente le aziende, le imprese e le famiglie del giorno d'oggi. Bene, grazie mille per scrivere questo libro. Allora, l'idea è nata veramente dall'esigenza mia di fare un po' da ponte fra i cittadini e la politica. Giovanni è una persona che si è prestata molto a questo messaggio perché, come ha detto lui prima, la politica la possono fare tutti, quindi un messaggio di speranza per i giovani di non arrendersi mai. E dopo questa esperienza di scrittura con il signor Miozzi, insomma, cosa ha scoperto magari in comune con lui o qualche differenza che vi ha accomunato, che magari vi ha... Allora, ci sono appunto la realizzazione dei propri sogni. Io vengo dal mondo del lavoro come Giovanni e attraverso proprio la passione, lui per la politica e io per la scrittura, ci siamo detti, caspita, quando uno vuole veramente ce la fa se ci mette la sua buona volontà. Certo, bisogna essere tenaci, bisogna lavorare, perché per esempio scrivere un libro e lavorare non è semplice, non è il mio lavoro.
È stata una bella avventura, sicuramente, e ai miei figli o anche ai giovani o chi mi segue attraverso la poesia e adesso attraverso il libro ho dato questo messaggio, di non arrendersi mai e di crederci sempre nei propri sogni. Molto bello. E com'è stato cimentarsi nella scrittura in prosa? Quali sono le principali differenze con il linguaggio poetico? Magari... Allora, il linguaggio poetico mi viene spontaneo perché nasce proprio da un'ispirazione. Il linguaggio politico ho dovuto fare una ricerca delle parole perché poi una penna poetica ha la tentazione, infatti si legge anche nel libro, di scrivere in versi. E la difficoltà è stata quella, però ci ho detto ce la posso fare. Proprio come ha detto Giovanni, io la posso fare a fare qualcosa per il mio paese e ce la posso fare a scrivere, perché le passioni non si abbandonano mai. E progetti per il futuro? I progetti per il futuro, io sono già una poetessa, diciamo, abbastanza affermata con le uscite dei libri e poi adesso che mi hanno anche appena dedicato parecchi premi a livello internazionale e questo mi dà la forza di andare avanti, cioè non mi fermo, anzi questo è già il libro di Giovanni fa già parte del passato, adesso siamo già proiettati nel futuro con un nuovo romanzo. Ok, grazie mille per aver dedicato il suo tempo. Grazie a tutti di essere intervenuti, insomma, di essere stati qui presenti con noi. Buona serata. Un'ultima cosa, chi volesse acquistare il libro a 10 euro, sappiate che l'utile buona parte va a sostegno di quel progetto che prima ho detto, che è la borsa lavoro. Per questi 15 giorni gli appuntamenti sono i seguenti. A Palù, venerdì 4 luglio alle 9, presso i giardini della palestra, scultura, sapori e storia, serata teatrale, rosso variegato, ovvero l'amore è Nasinù. A Salizzole, sempre venerdì 4 luglio alle 9, presso la Corte del Castello, Salizzole, eventi culturali sotto le stelle, serata teatrale con la compagnia Gruppo Einaudi Galilei che presenta la Trappola per topi. A Cerea, sabato 5 luglio alle 21, presso il Parco della Biblioteca, Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2014. A Nogara, sempre sabato 5 luglio alle 19, nelle vie del centro, Notte Bianca, la terza edizione. Ad Arcole, domenica 6 luglio alle 9, presso Piazza Poggi, il Festival Corale. A Cerea, domenica 6 luglio alle 18:30, presso la chiesa parrocchiale San Zeno in Santa Maria Assunta, a San Zeno, ci sarà il Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2014. A Salizzole, domenica 6 luglio alle 21, nella Corte del Castello, ci sarà Salizzole Eventi Culturali Sotto le Stelle, Harlequin Il Ritorno dei Colori. A Bonferraro, domenica 6 luglio alle 21, presso Villa Bra, serata teatrale con la compagnia Gruppo Popolare Contrade che presenta E il nonnetto dove lo metto? A Trevenzuolo, domenica 6 luglio alle 21, presso l'Arena Verde, Trevenzuolo a teatro con Polvere Magica, Luselin della Comare. A Zevio, lunedì 7 luglio alle 21, nel Castello, Estate Zeviana, serata teatrale con la compagnia Teatro dell'Attorchio con l'Usel del Marascial. A Cerea, martedì 8 luglio alle 21, presso il Parco della Biblioteca, concerto della Banda Cittadina. A Roveredo di Gua, martedì 8 luglio alle 21, in piazza all'aperto, Roveredo Beat 2014 con il gruppo Le Catene. A Bovolone, giovedì 10 luglio alle 21, nel centro storico, Estate Insieme 2014, serata musicale e intrattenimento. A Cerea, giovedì 10 luglio alle 21, presso il Parco della Biblioteca, Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2014. A Nogara, venerdì 11 luglio alle 21, nel cortile di Palazzo Maggi, Gianni e Morena in concerto. A Trevenzuolo, venerdì 11 luglio alle 21, nell'Arena Verde, Notte d'estate, concerto bandistico. A Cerea, sabato 12 luglio alle 21, nel Parco della Biblioteca, Estate Teatrale 2014, con la compagnia I Salvadeghi, che presenteranno Tiro Birbonde e un vecchio impestato. A Engazzà, sabato 12 luglio alle 21, nel centro civico, Salizzole Eventi Culturali Sotto le Stelle, serata teatrale con la compagnia Tribrazzi un Franco, che presentano la famiglia Palagalli. A San Vito di Cerea, domenica 13 luglio alle 21, presso la chiesa di San Vito Martire,
il Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2014. È a Nogara venerdì 27 luglio alle 21 nella piazzetta del municipio, Festival Veneto 2014 per la prima tappa. E ora vediamo un filmato dell'esposizione tenutasi il 12 luglio presso Habitat Design a Sanguinetto. Buonasera, ci troviamo a Sanguinetto presso l'esposizione Habitat, i luoghi del vivere, organizzata dal signor Zuccato, con il quale siamo qui ora per sentire un po' le motivazioni di questa serata. Cosa ha da dirci? Ma noi sostanzialmente vogliamo festeggiare un po' la nostra presenza sul territorio, che è più di 30 anni che siamo qui. Cerchiamo di muovere un po' quello che è l'economia del paese, cercando di fare questi eventi. È il primo di una lunga serie che abbiamo in mente, anche da sviluppare quest'autunno-inverno, cercando con dei partner locali importanti che ci hanno fatto da sponsor e quindi da partner, cercare di coinvolgere un po' le persone per muovere quello che è un po' il mercato, che attualmente diciamo è un po' stagnante. A chi è venuta, così si può dire, l'idea per questa iniziativa? Ma noi, la nostra azienda, ribadisco, è un'azienda che ha più di 30 anni, un'azienda a conduzione familiare, e assieme ai fratelli, ovviamente stando sempre attenti a quelle che possono essere le tendenze, le mode, frequentando determinati ambienti, il Salone di Milano o la Fiera di Francoforte, è chiaro che vedi che in generale si muovono e di conseguenza cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di muoverci. Al di là della location, che ovviamente è innegabile che siamo a Sanguinetto. È chiaro che se fossimo a Dubai o a Miami potrebbe essere un'altra cosa, però noi ci mettiamo tutto il nostro impegno per riuscire a creare queste situazioni, ecco. Allora noi adesso andiamo a fare un giro dentro per fare vedere anche ai telespettatori da casa un po' questa esposizione. E adesso entriamo a visitare l'esposizione. Matto per fare alcune domande. Cosa ci raccontate della vostra azienda? Allora, noi siamo una piccola attività artigianale, pastificio nato da un paio d'anni, poco più, e niente, lavoriamo con le mani e cerchiamo di portare sulla tavola i prodotti come una volta, ecco. E come mai avete deciso di partecipare a questa iniziativa stasera? Vabbè, ci hanno coinvolto e ci hanno detto il progetto, l'abbiamo abbracciato, anche perché insomma farsi conoscere ne abbiamo bisogno tutti, l'iniziativa era positiva e abbiamo abbracciato anche noi il progetto, ecco. Bene, grazie mille per la disponibilità. E siamo ora qua con un altro sponsor, la società Sinfonie. Cosa ci può dire lei di questa serata? Come mai avete deciso di partecipare? Ecco. Sì, abbiamo deciso di partecipare perché nell'ambito del progetto Ecosostenibilità noi abbiamo recentemente lanciato 2 linee di gestione socialmente responsabili, cioè 2 prodotti finanziari, uno di natura obbligazionaria e uno di natura azionaria, che si inquadrano proprio in un concetto di sostenibilità degli investimenti. Bene, e come le pare questa serata?
calda. No, molto, molto interessante, ci sono proposte molto originali e penso che dal nostro punto di vista si inquadrino bene in quello che è un concetto innovativo, non solo da un punto di vista del design come in questo caso, ma anche dal punto di vista finanziario come appunto quello che offriamo noi. Bene, grazie mille. Siamo qui adesso con il eletto vice sindaco Valentino Rossignoli in rappresentanza dell'amministrazione comunale per sapere cosa ne pensa lui di questa serata. Ma sono serate ottime che non fanno altro che valorizzare tutto il settore dell'arredamento, che è diciamo un settore preminente nell'economia del Sanguinetto. Ce ne vorrebbero di più, l'amministrazione è attenta a queste cose qua. Se riusciamo a trovare un accordo con tutte le attività produttive della zona, si potrebbero ampliare anche altre iniziative di questo genere. Ben vengano queste iniziative qua che portano lustro e business sul territorio. Quindi lei pensa che giustamente un'iniziativa come questa possa fare da attirante, diciamo, anche a successive, sempre nel comune di Sanguinetto? Spero che questo possa fare da traino aziende come Habitat, aziende importanti in questo settore che fanno tendenza, spero che possano fare tendenza e fare in modo che anche altri prendano la possibilità di fare queste serate organizzate in questo modo qua, in modo da poter fare del territorio un territorio vivo e non un territorio amorfo. Bene. Prima di salutarci voglio ricordarvi a Correzzo dall'11 al 15 luglio la nona edizione di In Campo per la Vita con eventi e stand enogastronomici, e a Nogara dal 18 al 22 luglio a Villa Raimondi Villa Sound 2014. Venerdì 18 luglio avremo Etta James Sunrise, sabato 19 luglio Division Band, domenica 20 luglio Matteo Sansonetto, lunedì 21 luglio Moon Garden e martedì 22 luglio la Diapason Band. E siamo arrivati alla fine, io vi do appuntamento sabato 26 luglio qui per la seconda puntata. Nel frattempo continuate a seguirci su Sanguinetto Channel e sulle nostre pagine Facebook, Twitter e G+. Per chiudere vi lasciamo con le immagini dell'ultimo evento organizzato da Fashion One. Yeah.
Evelyn, Riccardo, Letizia, Marco, Tristan, Paolo,